oggi qui in prefettura, Comitato Ordine Pubblico. Ecco, qual è la situazione al momento a Licata e che tipo di provvedimenti avete preso o intraprenderete? Allora, la situazione al momento è sotto controllo, però ancora necessita di un grande intervento per spegnere il fuoco. C'è una nube di fumo che si sprigiona dal posto dell'incendio. Oggi siamo qua in prefettura che è stato organizzato un tavolo con tutte le forze e gli enti di tutela ambientale e cercheremo di trovare una veloce situazione alla risoluzione del problema, principalmente anche all'evacuazione dei rifiuti incendiati e dell'amianto che c'è dentro il capannone, che fortunatamente non è stato oggetto di incendio. Scusi, ma a livello preventivo, per salvaguardare la cittadinanza, che cosa avete promosso, che cosa state organizzando? Niente, è stato ancora, diciamo che il centro urbano non è stato attaccato dalla nube dei fumi, però già c'è un comunicato da parte della Protezione Civile di evitare di aprire le finestre, stendere panni e per la giornata di oggi il sindaco ha provveduto a tenere chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Si indaga sulla natura dell'incendio? Su questo ancora non abbiamo notizie, se è un incendio autonomo oppure doloso. Ecco, come amministrazione, diciamo che si vedeva dalla strada questa situazione da diversi anni, come mai non ci avete pensato a fare qualcosa affinché l'azienda che se ne occupi, diciamo, svolgesse il suo compito? Quella era una struttura sottoposta a fermo giudiziario da oltre 2 anni, quindi, e c'era pure un custode di quella società che non ha sicuramente, o questo si vedrà con i successivi interventi, di chi è la colpa e cosa ha causato questo incendio e chi è stato negligente a liberare o a custodire quello spazio. Insomma, di chi saranno le responsabilità? Sicuramente questo lo accerterà la Procura e noi siamo fiduciosi nell'ordine di polizia giudiziaria o della magistratura. Cosa vi aspettate da questo vertice? Da questo vertice intanto ci aspettiamo sicuramente una situazione più incisiva per rimuovere tutti i residui incendiati all'interno della struttura. Questo sicuramente il Comune non potrà farsi carico di sgomberare l'area, ma devono essere incaricati gli enti preposti allo smaltimento di questi rifiuti. Con una sua impressione su quello che è successo e se si poteva anche evitare un simile disastro ambientale e come la città sta reagendo e come Presidente del Consiglio cosa farete come Consiglio Comunale? Allora, se si poteva evitare sicuramente non siamo noi a stabilire se era poi evitabile o meno, così come ha detto l'assessore Curella, ovviamente noi siamo fiduciosi, la Procura farà la sua parte. Quello che ci interessa oggi, che chiediamo a gran voce, è il sostegno e il supporto di tutte le istituzioni, perché prima possibile dobbiamo fare in modo di smaltire tutti questi rifiuti che oggi sono a Licata. Il Consiglio Comunale ovviamente siamo preoccupati e a gran voce oggi io rappresento tutti i consiglieri per fare in modo che non affrontiamo questo problema da solo, ma che si mettono avanti tutte le istituzioni. Ecco, però dico, era un danno prevedibile perché chi passava da quella strada, la strada principale, vedeva qual era la situazione, no? Dico, perché arrivare agli estremi e non pensarci prima, indipendentemente dal fatto che l'azienda era in amministrazione giudiziaria? Sicuramente, come ha detto l'assessore Curella, lì c'era un custode e la struttura era sottoposta sotto sequestro, quindi oggi non mi pare il caso di dire o di dare delle responsabilità. Siamo qui, oggi quello che ci interessa è togliere il pericolo per la nostra città e dare anche una speranza ai nostri cittadini che effettivamente siamo preoccupati. Dottoressa Vaccaro, preoccupa non poco la situazione di Licata con questo incendio che si è propagato. Sì, infatti stamattina abbiamo ritenuto di convocare una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, quindi come Protezione Civile, per verificare quello che è stato fatto, e per questo devo ringraziare
i vigili del fuoco, l'amministrazione comunale, i carabinieri, la protezione civile, l'ARPA, che sono intervenuti prontamente all'indomani dell'incendio che appunto ha interessato un grosso cumulo di rifiuti, però adesso abbiamo da verificare l'impatto ambientale, quello che sono state le conseguenze anche sulla circolazione stradale, quello che deve essere ancora fatto, senza dimenticare la competenza dell'autorità giudiziaria che c'è, perché stiamo parlando di un impianto sottoposto a sequestro, quindi il prefetto è in costante raccordo con il procuratore della Repubblica, con cui si sentono, e ogni iniziativa è concordata con il procuratore. Certo. Questa prima fase cosa riguarderà? Lo sgombero intanto di tutta questa roba che è depositata l'incendiata? Sì, innanzitutto lo sgombero è necessario, più che sgombero i vigili del fuoco stanno rimuovendo a poco i rifiuti che sono già spenti in un'area adiacente, area che era sequestrata e per cui, d'accordo sempre col procuratore, è stato consentito l'uso temporaneo, perché ci sono rifiuti che ancora sono a fuoco, quindi c'è questa operazione che è molto delicata, anche perché in questa discarica c'è un capannone di amianto che desta anche preoccupazione. Quindi bisogna accertare anche le responsabilità. Questa è una tematica che non riguarda la competenza della prefettura, sicuramente riguarderà gli uffici della procura. È stato presentato un esposto da un'associazione a testa alta e delicata che è pervenuto anche in prefettura. Certo, su questo penso che sarà sicuramente fatto anche chiarezza dagli organi competenti.